in ambito turistico non si può andare da soli, bisogna andare con il territorio. Non si può pensare solo a Mogliano, ma bisogna pensare a un territorio più ampio e quello a cui abbiamo pensato è il territorio compreso tra Venezia e Treviso, tutta l'area diciamo lungo il Sile, e che è un'area che ha uno stesso profumo, e il profumo in ambito turistico è importante. Siamo tutte cittadine e paesi che hanno una vocazione di turismo rurale e di turismo di cicloturismo, e mettere a reddito queste risorse è importantissimo. Non lo si può fare da soli, bisogna farlo insieme. Stiamo cercando di coinvolgere anche l'area dell'Alto Sile per dare una possibilità di turismo reale e vero a chi arriva dall'estero e vuole fare anche un'esperienza. Sono 9 le amministrazioni con le quali collaboriamo, c'è stata la firma di un protocollo d'intesa finalizzato al raggiungimento della creazione di una struttura comune, l'OGD, un marchio d'area, qualcosa che metta tutti sotto un unico cappello organizzativo e che possa permetterci di andare nei tavoli a fare la promozione di questo territorio e di farla insieme.